La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentito il pubblico ministero, verifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2017. La Corte dei Conti ha espresso un giudizio positivo sul rendiconto generale dello scorso anno della Regione Veneto. Possiamo dire che abbiamo il certificato, abbiamo passato l'esame, quello più importante, e quindi i cittadini sanno che abbiamo governato bene, abbiamo gestito bene i 14 miliardi e 200 milioni della Regione anche nel 2017 e la Corte dei Conti ci ha dato il parere positivo. Nel 2017 la Regione Veneto ha chiuso l'esercizio con un bilancio inattivo di circa 356 milioni, segnando un miglioramento dell'11% rispetto al risultato del 2016. La voce più consistente, circa 9 miliardi, riguarda i trasferimenti alle ULSS per la gestione della sanità regionale. Rilievi dalla Corte sono arrivati sull'inclusione nel capitolo sanitario anche dell'Istituto Zooprofilattico e dell'ARPAV. La magistratura contabile ha però messo in luce il lavoro sempre migliorativo dell'ente. Resta il nodo dei project financing stipulati dalle precedenti amministrazioni. Il governatore Luca Zaia ha chiesto al legislatore nazionale di modificare le norme in modo da poterli chiudere senza incorrere in sanzioni con la giustizia contabile. Un'altra richiesta riguarda le alienazioni dello sterminato patrimonio immobiliare della Regione estraneo alle attività proprie dell'ente. Vorremmo liberarcene e recuperare così risorse utili a svolgere al meglio i nostri compiti, ha ribadito Zaia, che non sono gestire alberghi e campi da golf, ma fornire servizi di qualità ai cittadini. Purtroppo le vendite sono rese complicate da una burocrazia davvero eccessiva.